ora in compagnia del professor Paolo Tomà, direttore del Dipartimento di Radiologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Professor Tomà, benvenuto su HTO. Grazie. Allora, radiologia, sappiamo che per i bambini è un pochino così delicato e un po' particolare riuscire a fargli fare dei raggi e anche delle TAC. Vedo qui alle nostre spalle una TAC molto speciale, molto particolare. Sì, è una TAC giocattolo che noi teniamo normalmente in sala d'attesa, in modo che i bambini hanno la possibilità di giocare e affrontare poi l'esame come se fosse un gioco. E devo dire che molto spesso i bambini giocano tra di loro con questa TAC e ha proprio la funzione di sdrammatizzare quello che è l'approccio nei confronti di una diagnostica che potrebbe creare delle ansie. Loro giocano e questa è stata fatta proprio apposta per un TAC giocattolo, proprio per creare una dimestichezza con la diagnostica. Quindi si trovano poi a loro agio, mentre la TAC normale è quella come tutte quante le altre? No, beh, noi come tutte le altre sì, però la nostra è un TAC di alta fascia, tra l'altro lo dimostriamo anche qua, è una TAC velocissima che ci permette praticamente di non addormentare quasi nessuno. Cioè è una TAC come le altre, ma però quella di fascia nettamente più alta, che ha come elemento fondamentale l'estrema velocità. In pratica è una TAC che nell'adulto viene usata sul cuore, noi non la usiamo solo sul cuore, la usiamo anche sui bambini in modo da non doverli addormentare. Praticamente facciamo tutto il corpo in meno di un secondo. Quindi è naturale che poi i bambini non hanno paura, perché in meno di un secondo si riesce. Non hanno paura e poi non vanno addormentati nella stragrande maggioranza dei casi. Grazie mille, dottor Tomà. Professor Tomà. Grazie.